Bene, allora possiamo iniziare. Grazie di essere intervenute e intervenuti numerosi anche questa sera. Ringrazio i nostri ospiti. Ti manca una penna? È questo che ho visto che ha avuto una reazione. Ecco. E ci siamo intanto sistemati, poi vedremo di volta in volta come fare per la proiezione delle diapositive per ciascuno. Io inizio con le mie, al fine di mettere in evidenza che si tratta, come ho detto altre volte, di una serie di incontri nell'ambito dell'insegnamento di diritto dell'ambiente che io tengo presso le lauree magistrali, in particolare quella che riguarda il governo locale e la scienza dell'amministrazione pubblica, lauree magistrali di scienze politiche. E i miei studenti, che sono anche qui in aula, sono in realtà tutti laureati già con una laurea triennale, quindi sono dottoresse e dottori che hanno la pazienza di ascoltarmi e di seguire appunto le lezioni, e li vedete anche indicati. Mi aiutano in particolare i laureandi, anzi una già laureata, Andrea Gavin, Ananna Raice e Simone Carco, che abbiamo qui davanti. Ripeto ogni volta, mi pare corretto, giusto, data la sede, ripeto ogni volta che, per quanto con tono molto semplice e senza bandamenti, come vedete, la prospettiva è una prospettiva che vuole essere scientifica. Il tema è un tema molto delicato, quello della tutela del suolo, dei beni ambientali e del paesaggio. E qui viene declinato in termini appunto scientifici per quella che è l'area delle scienze sociali e in particolare l'area giuridica del diritto costituzionale. La scienza del diritto costituzionale è la mia scienza. Voi direte: ma si può parlare di scienza del diritto costituzionale? Io sicuro di sì, se si ha l'impegno di vedere appunto le cose con il metodo rigoroso, più rigoroso possibile, in modo tale da arrivare a dei risultati non semplicemente secondo sentimento, ma secondo appunto il metodo rigoroso, che in questo caso è quello del diritto costituzionale. Allora rammentiamo, come vedete, che la Costituzione è la legge più forte, sovraordinata a qualsiasi altra e a qualsiasi altro potere. I principi e i valori del costituzionalismo sono propri della Costituzione italiana, laddove sancisce la Costituzione italiana, non ci deve sfuggire questo, che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti umani. Articolo 2 della Costituzione, che è giuridico come tutti gli altri articoli, e quindi riconosce anche quei diritti umani nella loro evoluzione in ambito filosofico o secondo l'opinione pubblica internazionale. Sicché diritti umani significa oggigiorno anche diritto all'ambiente salubre, in particolare secondo il Trattato internazionale di Parigi del 2015, e significa anche diritto al paesaggio, in particolare secondo il Trattato internazionale di Firenze del 2000. Abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo iniziato a vedere come operano gli enti pubblici per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, e questa sera con i nostri ospiti vediamo chi sono e come operano gli enti
privati. Vedete, enti pubblici, enti privati, soggetti per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e del paesaggio in particolare. Allora, secondo metodo giuridico si deve partire in questo caso dall'articolo 118, ultimo comma della Costituzione, secondo cui lo Stato, le regioni, le città metropolitane dove ci sono le province e i comuni, cioè tutti gli enti pubblici territoriali, favoriscono, dice la Costituzione, l'autonomia privata, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'ente pubblico, secondo questa prospettiva, deve favorire, fin dove possibile, enti o organizzazioni private per la gestione di beni e di servizi che riguardano la comunità. L'ente pubblico dovrebbe cedere la gestione all'ente privato, cioè un favore in questo senso determinato dalla Costituzione, la cosiddetta sussidiarietà orizzontale. Questo accade? La Regione Veneto, per esempio, cede in ipotesi a Italia Nostra la gestione del Parco Colle Euganei? Il Comune di Venezia cede in ipotesi all'Associazione Venezia Cambia la gestione di determinate isole? Non accade direi mai, o quasi mai, o molto poco. Perché? Perché l'ente pubblico in genere vede con sospetto gli enti privati di tutela, vede come oppositori gli enti privati di tutela, vede la tutela in conflitto con le opportunità e lo sviluppo. E in tutto questo l'ente pubblico sbaglia. L'ente pubblico sbaglia e tradisce la Costituzione. Ciò che non si vuole comprendere, come scrivo, e lo potete leggere, è che proprio la tutela dei beni ambientali è l'elemento fondamentale per lo sviluppo, che va necessariamente inteso come sviluppo sostenibile, in base all'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è una sorta di conferma, questo articolo 37, e integrazione dei nostri valori costituzionali. Un livello elevato, dice il 37, di tutela ambientale e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. Non c'è quindi opposizione tra tutela e opportunità. Questa è una svista, è un errore, è un'immagine errata che va prontamente superata. C'è piuttosto coniugazione tra tutela e opportunità. La tutela è il fondamento delle opportunità per qualsiasi territorio. Per gli enti privati un nuovo punto di partenza nell'ordinamento giuridico italiano fu quello determinato dall'articolo 13 della legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente. 1986, l'ha citata Michele Boato una volta scorsa, ispirata da un grande mente come Ruffolo, economista Giorgio Ruffolo, e questa legge in realtà, oltre a istituire il Ministero dell'Ambiente, che prima non c'era, disciplina la materia per aspetti fondamentali. Un punto di partenza, di nuova partenza, diciamo, in quell'anno per gli enti privati in base all'articolo 13 di quella legge. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo Statuto, nonché dalla continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna.
Quindi da lì in avanti si pone una sorta di codificazione o di piena legittimazione nel sistema istituzionale almeno dei principali enti privati di tutela e valorizzazione dei beni ambientali. Ma poi, secondo, vorrei dire, il principio di ragionevolezza, anche le associazioni locali, eppure i comitati spontanei che si costituiscono, dice questa interpretazione dei giudici amministrativi, al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute, la qualità della vita delle popolazioni residenti in un territorio circoscritto, anche questi devono avere legittimazione. Altrimenti, opinando, le località e le relative popolazioni interessate da minacce alla salute pubblica o all'ambiente in un ambito locale circoscritto non avrebbero autonoma protezione in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente. In modo tale abbiamo una legittimazione anche dei privati locali, e questo è anche molto interessante. E questo è il punto di nuova partenza, seconda metà degli anni '80. Da allora come è andata la vicenda? Allora, ne parliamo questa sera, ne parlano Michele Boato, che già abbiamo conosciuto la volta scorsa, economista, ecologista, già deputato del Parlamento italiano, presidente dell'Ecoistituto del Veneto e autore di numerosi libri che ho già citato la volta scorsa, per velocità seguo, e poi Renzo Fontana è storico dell'arte, molto sensibile, presidente di Italia Nostra Padova, direttore della rivista Quaderni del Restauro. Ma qui appunto lo abbiamo in particolare come presidente di Italia Nostra, a sua volta Michele Boato come, vorrei dire, figura che ha ispirato l'idea dei movimenti in un'epoca ormai lontana per voi giovani, per noi in realtà è ancora molto vicina. Comunque è passato del tempo, ma Michele è sempre in ottimo forma. Allora dicevo Renzo, e ancora poi Cristian Bergamini. Cristian Bergamini ha una responsabilità notevole perché non rappresenta un'unica associazione, ma è divulgatrice culturale e rappresenta le associazioni di tutela ambientale nell'organo assembleare dell'ente parco regionale dei Colli Ugari. Quindi responsabilità particolare per Cristian. Ancora Venezia, sappiamo bene che è l'emblema, se vogliamo, e appunto dedicheremo un pomeriggio intero a Venezia. Qui con noi per parlare appunto di come stanno le associazioni di tutela ambientale c'è Marco Zanetti, architetto, già dirigente regionale nei settori dell'industria, dell'ambiente e del territorio, e in particolare, aggiungo, già presidente della più blasonata municipalità del comune di Venezia, quella di San Marco Castello Cannareggio, e recentemente è uscito un suo volume, un suo bel libro, 1946-48, navi di migranti clandestini da Venezia alla Palestina. Infine Andrea Grigoletto, e qui vediamo, diciamo, in un momento di azione sul campo, intervistato da un emittente locale, giurista, esperto di diritto dell'ambiente, consigliere nazionale dell'Istituto Italiano dei Castelli, consulente legale di Italia Nostra, dell'Archeo Club Italia e vicepresidente del comitato No Grande Aeroporto di Venezia,
come dire che quello attuale è piccolo, no grande, ma non lo so se no più grande, ecco, potremmo dire no più grande aeroporti, ma su Venezia torneremo. Parliamo delle associazioni in generale e quindi innanzitutto la parola a Michele Guardi. Grazie. Allora, io faccio riferimento a 3 di questi libri che diceva. Quello che abbiamo visto di sopra, quelli delle cause vinte, in cui ho messo insieme una novantina di casi di battaglie ambientaliste vinte, per esempio i 2 referendum sul nucleare, per capirsi, in Italia. Questo è il titolo ironico perché noi siamo quelli delle battaglie perse di solito, ma non è così. Un secondo libro, Arcipelago Verde, che tratta del periodo in cui nascono soprattutto le reti degli amici della bicicletta, degli agricoltori biologici, cioè gli anni '80, e un terzo appena fatto l'anno scorso, Non violenza per la terra, dove ma di questo tratterò almeno, si parla di tutti i movimenti ambientalisti non italiani e perciò il CIPCO dell'India, piuttosto che sì, le copertine sono queste qua, questa è quella che avete visto, questo è Arcipelago Verde, e questa è l'ultima. Queste donne che vedete sono le donne CIPCO che difendono le foreste dell'Himalaya, quelle di Vandana Shiva, insomma, la più famosa. Giorgio Nebbia, che per me è forse il più grande ispiratore assieme a Laura Conti di tutta la mia attività, ha scritto un bel articolo ormai nel 94, lui è morto ormai da qualche anno, Breve storia della contestazione ecologica. L'ho scritto nel quaderno di storia ecologica numero 4 e prendo spunto da lui per questa prima parte dell'intervento, e cioè intanto cos'è la contestazione ecologica. Nasce in varie epoche ogni volta che una o più persone percepiscono le offese alla natura e all'ambiente come forma di violenza e violazione di diritti individuali e collettivi. Nei decenni recenti la protesta ha dato vita a movimenti, associazioni, organizzazioni politiche, e la contestazione ecologica si è intrecciata con altre forme di protesta contro le regole del libero mercato e considerate responsabili di tali violenze. Quindi c'è in tutti i forum mondiali quasi prevale l'elemento politico rispetto a quello strettamente ecologico. Il contenuto sovversivo della contestazione sta proprio nel fatto che ogni miglioramento della qualità della vita, una maggior sicurezza, il diritto a vedere intorno a sé il verde, gli animali, il diritto a respirare aria pulita, la tutela di un bene culturale o di un paesaggio, richiede modificazioni nei cicli di produzione delle merci, nelle merci stesse, comporta limiti nella maniera di edificare, utilizzare il territorio, sfruttare le risorse della natura. Purtroppo, a differenza di altri grandi movimenti, questi ambientalisti mancano di un'organica storia delle lotte, quindi il riferimento bibliografico che vi ho fatto è a 3 dei tanti libri, ma non tantissimi, che cercano di ricostruire questa storia in maniera utile, non in maniera diaristica e basta. Il termine contestazione ecologica indica la protesta contro numerosi e complessi fenomeni. Li enumero velocemente: inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, con danni anche alla salute, distruzione di boschi e vegetazione per ottenere spazi coltivabili ed edificabili, distruzione delle spiagge e delle coste e relativa vegetazione per speculazione edilizia e turistica, uccisione e violenza contro gli animali allo stato naturale attraverso caccia, pratiche zootecniche, macellazione, eccetera. In genere la violenza ecologica viene esercitata attraverso l'appropriazione privata a fini privati di beni collettivi come aria, mare, acqua, suolo, animali, eccetera. Talvolta la violenza passa anche attraverso l'eccessivo sfruttamento a fine di profitto privato di beni privati con danni che però ricadono sulla collettività, pensiamo ai diserbanti, eccetera. Schematizziamo adesso i 4 soggetti coinvolti in questo panorama che stiamo esaminando. Sono 4: gli inquinatori, gli inquinati, i movimenti di contestazione ecologica, su cui ci concentriamo di più, il governo, su cui ci siamo concentrati la volta scorsa. Gli inquinatori possono essere un fabbricante di merci agricole o industriali, energia compresa, un abitante di una casa, di un villaggio, chi usa l'automobile o un mezzo di trasporto che inevitabilmente inquina aria,
o parcheggia la propria auto su marciapiede bene di tutti, chi distrugge le dune o un bosco, che sono beni comuni, per costruirci edifici o alberghi o seggiovie o per ricavare terreno coltivabile, chi per aumentare le rese fa un eccesso uso di concimi e pesticidi, e chi contamina cibo, animali, chi evita il costo dei depuratori e il cambiamento di cicli produttivi che magari sono stati ordinati, eccetera. Chi distrugge le foreste tropicali per metterle sul piano planetario, per ricavare il suolo coltivabile e modificando clima, inquinando acque, distruggendo le popolazioni, i vegetali, gli animali locali. Chi sono gli inquinati? Sono di due tipi. C'è chi riceve un danno dalle azioni dell'inquinatore contro beni collettivi, che sono anche dell'inquinato, un furto dell'aria, dell'acqua, di altri diritti, ed è conscio del danno, come per esempio chi soffre per i gas che escono da un camino, da una discarica, o vede diventare schimoso il fiume in cui è abituato a pescare, ma per lo più l'inquinato non si rende conto di essere tale. I gas escono dal tubo di scappamento degli autoveicoli, sono tossici, ma non si vedono né si sentono, a differenza del puzzo di una discarica di letame. Le sostanze tossiche immesse nell'acqua in genere non si vedono, come non ci si accorge dei pesticidi presenti nei cibi. In certi casi l'inquinamento fa sentire i suoi effetti solo dopo molti anni o decenni. Pensiamo alle discariche di scorie industriali, pensiamo ai prodotti della fissione radioattiva, anche dopo secoli, oppure fanno sentire i loro effetti a grande distanza dal punto di emissione. Le piogge acide per l'emissione di agenti inquinanti da parte di fabbriche che magari distano decine, centinaia di chilometri. Questi sono gli inquinati. Il terzo soggetto sono i movimenti di contestazione ecologica. Per dare una consapevolezza e una voce agli inquinati, anche quelli inconsci o soprattutto, si sono mobilitate persone, comitati, associazioni, persone talvolta direttamente danneggiate, ma più spesso che difendono i valori umani e sociali della salute e dei beni comuni, offesi, violati dagli inquinatori. Riconoscono un valore nell'aria pulita, nelle acque limpide, nella bellezza degli animali, eccetera, eccetera, eccetera. La protesta si organizza e parla con pubblicazioni, articoli, libri nelle scuole, con la popolazione, soprattutto per richiamare l'attenzione dei distratti sui pericoli in cui vanno incontro per colpa degli inquinatori. Cioè sono due i versanti delle associazioni, soprattutto l'informazione verso gli inquinati e poi la contestazione verso gli inquinatori. Fra i soggetti italiani vi sono associazioni nazionali, Italia Nostra, WWF, CAI, Montauridas, Legambiente, Pronatura, e associazioni locali, istituti come quelli del Veneto, di Genova, del Piemonte, eccetera, Amici della bicicletta, movimenti dei consumatori, gruppi animalisti e numerosissimi comitati, spesso con pochi ma attivi militanti impegnati su qualche particolare tema, il cui volto è mutevole e che si aggregano per qualche tempo e spesso scompaiono, addirittura senza lasciare traccia. Queste forme di lotta sono figlie di un'antica tradizione nata soprattutto nei paesi di democrazia anglosassone, di associazionismo per la protezione della natura, degli animali, degli uccelli, per la difesa delle sequoie della Sierra Californiana, per esempio contro il disboscamento speculativo in India e in Amazzonia. E il quarto soggetto è il governo. Intendiamo per governo il Parlamento, il governo nazionale, i governi locali, chi fa le leggi e chi è tenuto a farle rispettare. In un mondo in cui il governo avesse, ho cambiato il verbo rispetto all'indicativo usato prima dal professore, avesse il fine di operare per il bene comune, non ci sarebbe bisogno di una contestazione ecologica. Sarebbe il governo a proteggere la salute dei cittadini, a difendere le risorse naturali contro l'eccessivo sfruttamento, a vietare l'inquinamento, a mettere in prigione gli inquinatori. Anche multarli, comunque a fare qualcosa. Nelle società parlamentari i governi in realtà troppo spesso non badano al bene pubblico, soprattutto quando esso compromette il consenso di parti importanti degli elettori o di chi sostiene le campagne elettorali o di chi forma l'opinione pubblica. Per esempio, in Italia,
un esempio. Le leggi per la regolamentazione della caccia sono state sempre blande davanti alla pressione di 1 milione di cacciatori, corrispondenti a circa 3 milioni di elettori, che portano voti a quasi tutti i partiti, e davanti alle pressioni delle potenti attività economiche connesse alla caccia, armi, cartucce e attrezzature, che influenzano giornali, parlamentari, voti. Ne abbiamo accennato la volta scorsa. E ben poco ci si può aspettare da un governo per quanto riguarda la limitazione del traffico automobilistico privato davanti al potere dell'industria automobilistica e petrolifera, soprattutto la seconda, che controllano giornali, televisioni, pubblicità, amministratori locali e lettori. I governi diventano così in molti casi avversari della contestazione ecologica. Esemplare l'incredibile storia della nuova inutile e costosissima pista da bob a Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. 2 parole di storia. Nel mondo, Liebig, morto nel 1873, si oppone all'eccessivo sfruttamento del suolo ai fini agricoli, che lo impoverisce di sostanze nutritive indispensabili per le piante, e denuncia il principio del minimo, che diventerà poi la cultura del limite o dei limiti alla crescita. Errore nel famoso libro del Club di Roma: sono i limiti alla crescita, non i limiti dello sviluppo. Alla, in inglese, tradotto male, normalmente. Il principale caposaldo dell'ecologismo, assieme al concetto di ecologia nato da Henkel nel circa fine dell'Ottocento. A fine 1800, inizio Novecento, nascono i primi movimenti di conservazione della natura in Gran Bretagna e in USA, si è detto prima. 1892 nasce il Sierra Club per difendere le sequoie californiane dalle compagnie del legname. Tuttora fondamentale movimento negli USA, milioni di iscritti. Nascono i primi parchi nazionali in USA, 1872, Yellowstone. Quindi non è Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt accelererà queste, ma nascono prima. Ma è nel 1962, con la pubblicazione del libro Primavera silenziosa della coraggiosa biologa americana Rachel Carson, che muore nel 64, che possiamo datare la nascita della contestazione ecologica. Carson denuncia l'impatto devastante dei pesticidi di sintesi, in particolare il DDT, pubblicizzato in tutto il mondo anche come soluzione dell'igiene domestica. Verrà messo al bando negli USA nel 72, 8 anni dopo la sua morte, dopo che è stata svillaneggiata da tutto il mondo accademico, oltre che dall'industria. Le dicevano di tutto. Lei che non si era sposata, come poteva parlare dei problemi genetici delle popolazioni e così via. Viene vietato su tutto il pianeta nel 2004. L'Italia arriva molto dopo. Il primo parco nazionale, Gran Paradiso, nasce 50 anni dopo Yellowstone, nel 1922, e nel 23 nasce il Parco Nazionale d'Abruzzo. La prima associazione ambientalista italiana, nazionale, Pro Natura, nasce in Val d'Aosta e poi si sposta a Torino nel 1948. Un gruppo di intellettuali forma a Roma nel 1955 Italia Nostra. Nel 65 nasce la LIPU per la protezione dell'avifauna, che nel 78 ha sede a Parma. Il WWF arriva in Italia dalla Svizzera grazie a Fulco Pratesi nel 66, e da una costola dell'Arci nell'80 nasce Legambiente. Infine, negli anni 2010, credo non sbaglio il numero, forse Monta Wilderness nasce a Bergamo, e si diffonde in tutte l'arco alpino e degli Appennini. Negli anni 80 dilaga però la contestazione ecologica con centinaia di associazioni, comitati locali, pubblicazioni, università verdi, più di 100, è la prima è nata a Mestre, ecoistituti, una decina, che in parte si mettono in rete. La più importante si chiama Arcipelago Verde, questa di cui si parla qui, da cui nel 1985 nasceranno anche le prime 100 liste verdi comunali e regionali. I temi sono moltissimi, li enumero e finisco. La nuova urbanistica, le lotte per la vivibilità urbana, il paesaggio e i beni culturali, dalla difesa di Appia Antica, Antonio Civerna, Roma, a zero consumo di suolo, se abbiamo il paesaggio, importantissimo, nato a Cassinetta di Lugagnano, Milano,
il cancellamento della terza pista di Malpensa a Milano, una guerra che è durata 2 anni, dico guerra perché è stata veramente una volta difficilissima, e l'inutile aeroporto di Viterbo, questa è durata 30 anni, tutti gli incendi, la pedonalizzazione dei centri. Nell'88 si riesce a Mestre a avere una piazza, solo nell'88, ora a Milano sta andando molto avanti, l'anno scorso soprattutto, l'abbattimento dell'ecomostro di Fuenti ad Amalfi 1999 e della Seracinesca di Punta Perotti a Bari nel 2006, su cui però è ancora aperta la questione giuridica. E poi contro le industrie di morte, da Seveso, Laura Conti, allora consigliera regionale, 1966, alla centrale di Porto Torre, i movimenti più una magistrata, Emanuela Fasolato, 2014, importantissimo questo rapporto con la magistratura in certi momenti. I fanghi di Marghera, bloccati nell'87-88, abbiamo già detto la volta scorsa, 3.600 tonnellate al giorno che andavano a mare, 3.600. La cacciata del Frogene con uno strano referendum, sempre a Marghera, dopo 36 anni, nel 2006, dopo 36 anni di battaglie, e il referendum alla Solvay di Rosignano nell'88, alla Farro Planta di Massa, tutti vinti questi, nell'89 a Piombino, l'altoforno, nel 2014, e la lunghissima, la più importante lotta ecologista d'Italia, Negletta, la più importante, che è durata 117 anni, quella contro l'acna della Val Bormida, tra Liguria e Piemonte, vinta nel 1999, nonostante gli intralci messi da tutti i ministri, tra cui persino Giorgio Buffo, che anche lui avete risposto. Il terzo punto con madre natura contro altri inquinamenti, non solo quelli, per esempio le discariche di veleni nella Terra dei Fuochi, le trivelle nell'Alto Adriatico, in corso la battaglia, manifestazione un mese fa ad Adria, a Ravenna, davanti all'Abruzzo, nel Parco del Ticino addirittura, le cave dei Colli, ne abbiamo accennato, ma se ne riparlerà, quelle del Monte Grappa, la più grande battaglia veneta, 100.000 passi da Schevenin, valle del Monte Grappa, fino a Venezia, 80 km a piedi, 300 persone il primo giorno, altre 300 il secondo giorno. Il referendum del 2014 che vince a Malles, a Bolzano, contro i pesticidi, 250 metri di distanza dalle abitazioni, e quello che non si è ancora fatto per il Prosecco a Treviso, che si cerca di fare, ma non si fa. In difesa delle foreste, del verde urbano, del Cansiglio, inutile parlarne, lo conoscete tutti, dall'87 continua, ogni anno c'è una lotta, oggi contro il taglio degli alberi secolari, oggi, in questi mesi, alle guerriglie Gardini di Roma, di Torino, amico albero Mestre, questa settimana abbiamo difeso le mimose dai depredatori per la festa della donna e l'assassinio della mimosa, dai pionieri del biologico, Gino Ramoni, più importante, ad Urbino, morto, ahimè, agli urti di pace nelle scuole, Gianfranco Zavalloni a Cesena, morto nel 2012, e Pia Pera a Lucca. Tutti questi sono personaggi che meriterebbero ognuno un libro sulla loro attività. Dalla parte degli animali, la battaglia più epica è quella contro l'uccellagione in Friuli e nel Bresciano, ancora in corso nel Bresciano, quasi vinta nel Friuli. Poi produrre meno rifiuti, riusare, riciclare, poche discariche, no inceneritori. Si parte nel Veneto a Sernaglia della battaglia, 1987, contro l'Amico di Padova, che voleva riempirla di rifiuti. Si passa ad Oro nel 93 con la prima raccolta porta a porta, con un assessore della Lega Ambiente coraggiosissimo. A Montebelluna nel 2001, bloccato una torcia, un inceneritore camuffato. A Silea, a Mogliano, 2 anni di grandissime iniziative con i sindaci di tutte le forze politiche. A Cassola nel 2012 bloccato un altro inceneritore, anche lì da un movimento che ha rovesciato il comune, come è stato rovesciato il comune di Sernaglia, eccetera. Contro Veneto è la regione d'Europa che fa la maggiore e migliore raccolta differenziata, non però nelle grandi città, ahimè, non a Mestre, tanto meno a Venezia, non a Padova e non a Verona, però sia a Vicenza, sia a Treviso e sia a Verona, e in tutti gli altri comuni, quasi tutti.
contro la follia nucleare, 2 referendum li ho citati e moltissimi locali, dei referendum importantissimi, uno in particolare in Puglia, a Vetrana, che è stato epico, condotto da un consigliere comunale radicale e dal sindaco democristiano che ha sposato la causa e ha rovesciato il comune, ma tutto il comune ha fatto. E infine per tutelare la salute e prevenire le malattie. È in corso in questo momento, ahimè persa, la battaglia che stanno alzando i limiti dell'elettrosmog. Questo è un panorama per dire che è veramente enorme, stiamo parlando di migliaia di iniziative e di migliaia di comitati. Sono questi comitati tutti in rete? Assolutamente no, e perciò questa iniziativa del professor Romano è veramente utile. Grazie. Ti ringrazio molto Michele perché ovviamente hai fornito una sintesi molto chiara e anche suggestiva di quello che è stata l'esperienza dei movimenti, l'esperienza delle associazioni. Mi pare che hai narrato questa storia in uno di quei libri, quindi lo consiglierei in modo particolare, forse ai fini di recuperare la storia. Forse è questo, l'Arcipelago Verde è molto interessante, i movimenti, le associazioni sono molteplici, aumentano, questo è anche un ottimo segnale, ogni tanto si ha abbastanza di pressione perché in effetti sembra di non riuscire ad incidere, comunque mi pare che a volte si riesce, e infatti c'è anche il bel libro Quelli delle cause vinte, d'accordo? Mi pare di poter dire che quando chi dapprima sta nei movimenti, associazioni e poi arriva anche in qualche governo, mettiamo un governo locale, le cose volendo assumono anche dei toni molto buoni. Ecco, adesso Michele ne sa infinitamente più di me sul punto, ma mi pare che Gianfranco Bettin, quando fu assessore, riuscì finalmente a far approvare una modifica urbanistica radicale relativa al centro di Mestre, per cui Mestre Centro è tornata l'acqua, è tornato il canale che prima era stato coperto come sono stati coperti i canali qui a Padova. Devo precisare che questa è una battaglia vinta da Amico Albero. In modo sciagurato, erano stati coperti i canali così nella prospettiva di una modernità del tutto contraria allo sviluppo sostenibile. Comunque grazie e in realtà appunto cerchiamo di rimanere vicini il mio intento forse è un tantino velleitario, mi rendo conto, però vi dico che c'è tutta la buona fede da parte mia nel cercare davvero di unire le forze. Mi pare che ci sia bisogno di unire le forze. Dopo questo discorso generale veniamo all'associazione, ad una delle associazioni diciamo tradizionali, più importanti, più famose, Italia Nostra. Abbiamo la fortuna di avere con noi Renzo Fontana, che è il direttore, il presidente di Italia Nostra Padova. Dovrebbe essere una mia... Ecco, sarebbe da chiedersi, Michele, ma tutte queste migliaia di comitati, questa mobilitazione enorme che c'è in tutta Italia, poi nella cabina elettorale, che cosa votano? Ho visto che i partiti ambientalisti in Italia hanno dei voti bassissimi. Va bene. Non votano, che sono fra i non votanti, fra i tanti non votanti forse, vero? Va bene, allora ne accennava anche prima Michele, Italia Nostra è una delle più antiche associazioni ambientaliste italiane.
Nel 1951 a Roma, in continuità con quello che si era fatto nel ventennio, cioè diciamo, degli interventi urbanistici di diradamento e di propria vera e propria diciamo, distruzione di interi quartieri della città antica, era previsto uno sventramento della città che andava grosso modo da Trinità dei Monti fino a piazza Augusto Imperatore. Se conoscete un po' Roma, siamo nel cuore barocco della città. Allora il barocco non andava molto per la maggiore in quegli anni là, era considerato uno stile, diciamo, di seconda qualità. Vabbè, comunque si mossero una serie di persone, di intellettuali, eccetera, fecero una battaglia molto dura e riuscirono a bloccare questo piano. Fortunatamente, perché avremmo avuto uno sfregio spaventoso in uno dei quartieri più belli della città. In seguito a quell'esperienza, nel 1955, per opera di questi personaggi che vi mostro, nacque, siamo nel 29 ottobre del 1955, nacque Italia Nostra. I personaggi sono Elena Croce, che era la figlia di Benedetto, il filosofo, Umberto Zanotti Bianco, che era un archeologo, Giorgio Bassani, famoso romanziere, Pietro Paolo Trompeo, un famoso francesista, Desiderio Pasolini dall'Onda, ambientalista, diciamo, ante litteram, si può dire, Luigi Magnani, che era un collezionista e musicologo, quello della collezione che ha la Fondazione Magnani Rocca vicino a Parma, e poi Hubert Howard. Hubert Howard è proprietario, perché aveva sposato una Caetani, dell'oasi di Ninfa nel Lazio, uno dei posti più belli dal punto di vista paesaggistico d'Italia. Ecco, e poi alcuni personaggi importanti di Italia Nostra. Antonio Cederna, che è stato una colonna portante dell'associazionismo in Italia, ma proprio di Italia Nostra e delle battaglie ambientaliste. Giulia e Maria Crespi, per moltissimi anni nel direttivo di Italia Nostra, e Fulco Pratesi, lo stesso, che nasce come Italia Nostra. Voi dite, ma io conosco Fulco Pratesi come fondatore del WWF. Sì, è vero, il WWF nasce WWF internazionale nasce nel 1961, il WWF Italia nel 1966, ed è fondato proprio da Fulco Pratesi, che era stato fino ad allora in Italia Nostra, era stato nel direttivo di Italia Nostra. Lo stesso Giulia Maria Crespi è stata anche lei un personaggio importantissimo di Italia Nostra, delle battaglie ambientali e per la conservazione del patrimonio artistico di Italia Nostra, e poi nel 75 è quella che ha fondato il FAI. Quindi diciamo sia il FAI sia il WWF Italia nascono da una costola d'Italia Nostra, da una costola d'Italia Nostra. Ecco, allora quello che caratterizzò fino all'inizio, l'avete capito, e che caratterizzerà sempre ancora oggi con nota Italia Nostra, è che Italia Nostra vede in maniera solidale paesaggio e ambiente. Non c'è una dicotomia fra le due cose. Lo sottolineo con molta forza adesso proprio, perché fino a poco tempo fa tutti davano per scontato che fra paesaggio e ambiente non ci fosse conflitto. Purtroppo da qualche tempo il conflitto c'è, ed è anche un conflitto molto ma molto pesante. Voi sapete che l'anno scorso è stata introdotta nell'articolo 9 della Costituzione una nuova voce, anzi più di una, perché si parla anche degli animali, ma fondamentalmente è stato messo insieme alla tutela dei beni ambientali, del paesaggio, dei beni culturali del paesaggio, è stata messa anche la tutela dell'ambiente. Tutti contenti diremmo sì e no. Perché sì e no?
avete visto che grazie all'introduzione di questa novità nella Costituzione, cioè che la Costituzione difende l'ambiente, qualcuno sia intervenuto per bloccare le prospezioni nell'Alto Adriatico per la ricerca del gas? Non mi pare. Le uniche cose che sono state fatte grazie a questa cosa, cioè l'introduzione della difesa dell'ambiente, è che le sovrintendenze sono state messe nell'angolo. Le sovrintendenze che dicevano: qua non puoi impiantare le pale eoliche, qui non puoi fare un campo di pannelli fotovoltaici. Adesso le sentenze ultime dicono sì, perché prevale l'ambiente sul paesaggio, per cui si possono impiantare dappertutto praticamente o quasi le pale eoliche e si possono coprire campi anche importanti dal punto di vista paesaggistico o banali di paesaggio di pannelli fotovoltaici. Questo è l'effetto, secondo me perverso, di questa introduzione dell'ambiente nella Costituzione. Si viene usato contro il paesaggio. La nostra invece si è sempre distinta e ancora è convinta che il paesaggio e l'ambiente devono andare insieme. Questo non vuol dire che ovviamente non si deve fare la cosiddetta, la famosa transizione ecologica, certo che si deve fare, però a fronte del fatto che abbiamo campagne intere che vengono coperte di pannelli fotovoltaici, a me non risulta che ci sia nessuna zona industriale in Italia che ha fatto un piano per coprire di pannelli fotovoltaici i capannoni. A me non ne risulta una, se qualche notizia in merito per smentirmi, sono ben contento di sentirlo, ma a me forse qualche singolo capannone l'ha fatto, ma che ci siano zone industriali che coerentemente tutti hanno deciso, tipo non so, l'industriale di Padova, di fare questo, a me non risulta, mentre mi risultano centinaia di campi fotovoltaici che stanno impestando il paesaggio italiano. Perché questo, la cosa fondamentale è capire che l'Italia ha dei doveri precisi nei confronti del mondo, non solo per l'aria pulita, cioè certo dobbiamo fare la transizione green anche noi, ci mancherebbe altro, abbiamo anche un altro dovere noi come Italia, ragazzi miei, quello di difendere uno dei paesaggi più importanti della storia umana. Il paesaggio italiano è stato per secoli il paesaggio per eccellenza. Noi non possiamo fregarci questa cosa qua solo perché adesso bisogna giustamente salvare il pianeta dal surriscaldamento. Cioè dobbiamo contemperare le due cose. Allora io sono molto preoccupato proprio invece di questa deriva, fra virgolette, pseudo-ambientalista che io chiamo, insomma altri chiamano di ambientalismo industriale, cioè l'accettazione del sistema così com'è, solo che lo adatto allo sviluppo così senza limiti, e invece di bruciare i gas serra, cioè come si chiamano, i combustibili fossili o le biomasse, metto le pale eoliche ma continuo ad andare avanti nella mia progressione indefinita verso uno sviluppo senza limiti. Ecco. Allora, le battaglie, dammi un'indicazione quando mancano 5 minuti, le battaglie appunto fra le più importanti d'Italia Nostra ai suoi inizi sono quelle per l'Appia antica. Negli anni del dopoguerra, in questa, diciamo, c'era il problema della ricostruzione dopo le distruzioni belliche e c'era quello dello sviluppo che finalmente, anche possiamo dirlo, stava interessando il paese. Questo sviluppo però era uno sviluppo diciamo privo di regole, fondamentalmente guidato dagli interessi di tipo immobiliaristico, quella che una volta si chiamava speculazione, adesso non si può più, perché adesso con il politically correct bisogna chiamarle opportunità. Adesso quando uno fa una speculazione edilizia si chiama opportunità. Ecco, una volta si chiamava più semplicemente speculazione. Queste speculazioni che in parte hanno, diciamo, compromesso il paesaggio dell'agro romano, stavano compromettendo anche il paesaggio dell'Appia antica, che è uno dei paesaggi più straordinari d'Italia, come ben sapete se siete stati a Roma e specificamente in questa zona. Stava per essere completamente, diciamo, fagocitato dall'espansione urbana. La lotta di Italia Nostra servì
fu una lotta furibonda, perché c'erano interessi naturalmente straordinari dal punto di vista speculativo. Riuscì a bloccare qualcosa, hanno distrutto, ma insomma non troppo, e poi fu approvato, e esiste ancora ovviamente, il parco dell'Appia Antica. Ecco. In queste battaglie in particolare fu proprio Cederna a distinguersi, anche perché prima sul giornale Il Mondo e poi nel Corriere della Sera aveva praticamente, si può dire, una rubrica, comunque scriveva spessissimo su questi temi, raccogliendo poi questi scritti in vari libri. Quindi vedete alcuni sono famosissimi. I Vandali in casa è un libro che ha fatto storia proprio, oppure la distruzione della natura in Italia. Anche questo è un libro che raccoglie una serie di articoli suoi e che proprio dà il polso della situazione italiana di quegli anni. Ecco, poi non so, altri temi furono sempre in quegli anni, salvezza della pineta di Migliarino e quella di Ravenna, quella delle mura di Ferrara, la legge 390 del 91 sulle aree protette, la salvezza della Valle dei Templi di Agrigento, quella della Costa Smeralda, Pestum, Ville Venete, e poi quando al fine degli anni 60, proprio qui nel Padovano, il grave problema delle cave sui colli determinò la nascita di comitati, in particolare il comitato fondato dai fratelli Sandon e da Sandra Romano a Battaglia Terme. Italia Nostra affiancò appunto queste azioni, soprattutto coinvolgendo anche giornalisti importanti che scrissero su questo tema dei colli euganei, portandolo alla ribalta nazionale e internazionale, e poi portarono alla salvezza pochi anni dopo con la legge del 71. Ecco, vediamo un attimo adesso Padova. Allora, Padova, la sezione di Padova nasce nel 1961, nasce in casa di Antonia Arslan. Forse sapete chi è Antonia Arslan. Ecco, Antonia Arslan è la fondatrice, insieme col marito Paolo Veronese, di Italia Nostra, sezione di Padova, nel 1961, e la prima sede fu la sua casa in via Altinate. Insieme a lei, e fu il primo presidente, Luigi Gaudenzio. Luigi Gaudenzio è il fondatore della rivista Padova, che oggi si chiama Padova e il suo territorio, la rivista più importante, diciamo, della città. Francesco Cessi, che era uno storico dell'arte, Francesca Flores Arcais, che è una storica dell'arte e oggi è emerita dell'Università Cattolica di Milano, Marta Minuzzi Ostuni. Ecco, le prime battaglie, per esempio, della sezione di Padova furono quelle contro la continuazione dell'interramento, del tombinamento meglio, del Naviglio. Non ho messo qui, avevo messo delle immagini, ma siccome l'altra volta mi sono incartato coi tempi a causa delle immagini, stavolta ho evitato, però avevo messo proprio delle immagini sul Naviglio. Il Naviglio, voi sapete, è qua dietro, quindi era uno degli aspetti più straordinari dal punto di vista paesaggistico della città di Padova. È stato, per motivi viabilistici, tombinato nei primi anni 60, diciamo, fino agli anni 50, primi anni 60, e ci furono proprio anche per l'impegno di Italia Nostra non si continuò il tombinamento che era previsto fino a via Luca Belludi, cioè fino al Santo. Quindi quel pezzo di riviera che voi trovate dal ponte delle Torricelle fino a via Belludi, fino al Santo, che c'è ancora, c'è perché anche a fronte del disastro che tutti avevano potuto constatare di quello che era stato fatto, si bloccò, e fu una delle prime battaglie di Italia Nostra di Padova. E insieme a quello poi la demolizione di Palazzo Arnold, un altro bravissimo fatto. Nella zona dove c'è il grattacielo qui delle porte contaline, chiamiamole, no? Lì c'era un quartiere, il quartiere Conciapelli,
fino agli anni 60, che era un quartiere medievale, che fu demolito, e fu demolito anche il Palazzo Arnold, che era un palazzo cinquecentesco attribuito al Moroni, che è l'architetto che ha fatto il cortile dell'Università di Padova, il cortile antico, questo qua, ecco, e fu demolito, e quello pensate che era un palazzo vincolato. E le pressioni, allora c'era il famoso Ivone Grassetto, che era proprietario, che era un grande, diciamo, una grande impresa edile, quella più potente di Padova, fu una delle più potenti d'Italia. Aveva comprato l'area, riuscì tramite avendo il sindaco di Padova che si prestò a questa operazione, e soprattutto il ministro della pubblica istruzione, da cui dipendevano allora le sovrintendenze, a togliere il vincolo del palazzo per poterlo demolire e costruire quello che vedete ancora oggi, cioè il grattacielo. È una delle, operazioni più vergognose a cui Padova ha assistito nella sua storia. Italia Nostra si era ovviamente opposta, ed era stato in particolare Diego Valeri, un grande poeta e francesista, professore dell'Università di Padova, è stato presidente di Italia Nostra, è stato uno dei primi presidenti di Italia Nostra, e si era ferocemente, scagliato contro il sindaco, proprio per, abbiamo le lettere sue, contro questa cosa, ovviamente inutilmente, perché gli interessi erano talmente formidabili che prevalsero ovviamente su ogni altra ragione. Ci siamo, mancano 5 minuti, però ti ho detto di avvertirmi 5 minuti prima, quindi mi dispiace farlo tu questo, no scherzo. Allora, no, faccio prestissimo. Un'altra distruzione fu quella della nave al portello. Avete presente il portello, che c'è una lunga costruzione, no, che va dalla porta fino a via Belzoni. Lì c'era un antico palazzo, che era una costruzione invece di edilizia popolare legata al porto. C'erano tutti i lavoratori del porto, perché lì c'era il porto della città di Padova un tempo, che era uno dei luoghi principali dal punto di vista economico e commerciale della città. E anche lì siamo nel 67, anche lì una battaglia, purtroppo come tante altre, dobbiamo dircelo qua, persa. Italia Nostra anche qui si oppose a questa operazione, ma anche lì gli interessi di tipo economico prevalsero, e oggi non abbiamo più la vecchia nave del portello. Un'altra cosa è le mura duecentesche che si trovavano all'altezza di Porta Altinate. Lì, guardando Porta Altinate dall'esterno, non da dentro la città, da fuori, da via San Francesco, sulla destra voi avete l'edificio oggi. Lì c'erano le mura del 200, non ci sono più perché le hanno buttate giù per fare l'edificio che voi vedete oggi. Era già in parte inglobato in edifici, però c'erano ancora le mura che furono demolite, queste nel 65 addirittura. Anche qui una battaglia purtroppo persa di Italia Nostra. Poi ho già parlato dei comitati per i colli, poi altre battaglie più o meno fortunate furono quelle per la Corte Cornaro. Lì la Corte Cornaro si è salvata, nessuno voleva buttarla giù, naturalmente lì era stata donata al comune di Padova, che se ne disinteressava e stava lasciando andare in malora il complesso importantissimo, e la nostra si batté per la sua salvezza, pubblicò un libro in quell'occasione, un piccolo libro, di storia dell'architettura e storia dell'arte, per illustrare l'importanza dell'edificio. Poi, insomma, a parte questi che sono tutti aspetti legati ai beni culturali, l'Italia Nostra si è mossa poi anche sui temi dell'inquinamento, del traffico in città, dell'archeologia industriale, ha contrastato le ipotesi di parcheggio già 40 anni fa, che adesso si riaprono in Piazza Insurrezione, e ultimamente, visto che siamo all'università, ha anche criticato alcune operazioni di Unipd,
che è molto green, perché UniPD è molto green, ma è molto poco verde, perché questi qui siamo in via Campagnola, la situazione, la prima foto a sinistra dimostra com'era via Campagnola prima, era un vecchio brolo, si chiamano così, cioè uno spazio inedificato da sempre all'interno del centro storico. Qui lo vedete nella fase di spoliazione del verde, quello in mezzo. A destra vedete il progetto dove il verde è solo ormai nei contorni. E questa è l'operazione come è stata compiuta, eccola qua, con tutti i bei capanoncini molto green, perché non c'è il consumo minimo e un'altra di prossima realizzazione, sempre molto green, ma molto poco verde. Anche qui ci siamo battuti contro, qui abbiamo fatto le osservazioni al comune, che ha accettato in parte le nostre osservazioni perché è passato da 5 metri cubi per metro quadro che erano previsti in questa operazione alla ex caserma Piave, ex convento in realtà di Sant'Agostino, c'era la chiesa dei Caravesi, purtroppo la chiesa è stata demolita nell'800, ma esiste ancora tutto questo grande spazio. Dicevo che le osservazioni che abbiamo fatto hanno almeno ridotto le cubature, portandole da 5 a 3 metri cubi per metro quadro. Però l'operazione è comunque pesante, perché il cuore verde, che era il cuore, erano gli orti, diciamo, dei frati, poi il campo sportivo dei militari, diventerà quello che vedete voi a destra. Sicuramente un intervento dal punto di vista architettonico anche magari così suggestivo, però lì c'era un cuore verde in pieno centro storico. E poi naturalmente ci danniamo perché, e questa è l'università che ha fatto questa bellissima mappa, perché la città di Padova, capito, è come San Lorenzo d'estate sulla graticola, ecco perché abbiamo temperature di 40 gradi proprio nel centro storico, in particolare poi nella Cella e in zona industriale. Poi quel poco di verde che resta nel centro storico lo copriamo in cemento. Grazie. Grazie, veramente anche questa è una ricca esposizione che ci ha portato a rammentare anche grandi intellettuali, grandi autori. Vorrei dire che forse gli eredi di Cederna oggi sono Settis e Montanari, ecco, sugli altri, comunque Cederna rimane sicuramente un intellettuale che ha lasciato delle bellissime opere da leggere, da studiare. È opera invece dei giuristi interpretare in modo coerente le disposizioni legislative e quindi anche la Costituzione, ma non entro nel merito se c'è davvero un conflitto tra paesaggio e ambiente. Ho un'idea, non la espongo perché altrimenti sottraggo tempo ai nostri ulteriori relatori. È la volta di Cristiano Pergamin, rappresentante appunto delle associazioni di tutela ambientale, delle associazioni che si impegnano per dare attuazione alla Costituzione. Ecco, vediamole così queste associazioni. Si impegnano in senso strettamente giuridico per dare attuazione alla Costituzione, le rappresenta nell'ente Parco Colli. A te, Cristiano. Se ora parliamo di Colli Euganei, lo facciamo perché nella fine degli anni 60 c'è stata un'azione fortemente incisiva avviata da un movimento di giovani a cui ha accennato anche Renzo,
che ha saputo evitare la distruzione. Ecco, vedete, queste sono alcune immagini di quegli anni. Trovo particolarmente significativa questa, in cui c'è l'indicazione per l'itinerario romantico che porta alla casa del Petrarca, e sullo sfondo abbiamo la distruzione totale del paesaggio e dell'ambiente. Ed è stata una battaglia esemplare, perché stiamo parlando degli anni 60, in cui c'era ancora diciamo, l'aspetto dello sfamarsi e quello di risolvere un problema economico grave era certamente preponderante rispetto a qualunque altro tipo di considerazione, e anche in territori poveri come il Veneto e come questo anche dei colli, e le questioni dell'ambiente, men che meno del paesaggio, erano prese in considerazione. E in effetti sembrava una lotta impari quella tra questo manipolo di giovani e quello della loro controparte, che era appunto i cavatori, gli operai dei cavatori, che erano sostanzialmente fomentati e strumentalizzati da questi, e anche da larga parte della politica. La produzione l'attività delle cave, che c'è sempre stata nei Colli Euganei dagli anni 50, non so se si leggono i numeri, dagli anni 50 fino al 70, è sostanzialmente decuplicata, a fronte di una drastica riduzione dell'impiego di manodopera, perché ovviamente le macchine avevano preso largo piede, e un po' alla volta hanno suppiantato anche la manodopera e il lavoro delle persone. E dicevo, è stata una battaglia, come l'ha poi definita Renato Malamà, un giornalista che ha curato un volume di cui dopo farò un cenno, una lotta di Davide contro Golia, perché l'impiego di forze e di energie, cioè lo spiegamento di forze da parte appunto dei cavatori, ma anche dell'industria, insomma, che stava a loro a fianco, anche della politica, è stato veramente massiccio. Come è riuscito questo movimento di comitati che sono nati a partire da Battaglia Terme in tutti i paesi e i comuni dei Colli Euganei a arrivare all'incredibile approvazione nel 1971 di una legge nazionale che stabiliva la chiusura di tutte le cave dei Colli Euganei? Una cosa che, se ci pensiamo adesso, è veramente incredibile. È riuscita perché appunto sostenuta da Italia Nostra e dalle associazioni appunto protezionistiche più rappresentative, dalla stampa e da una parte, riuscendo a coinvolgere tramite questi la politica, perché è riuscito a mettere d'accordo i parlamentari di tutto l'arco costituzionale, di tutto l'arco politico, per portare avanti questa proposta di legge, e in particolare significativo è stato l'intervento di Paolo Monelli e di altri giornalisti di penne fini, diciamo, no, della stampa nazionale, che hanno portato questo caso alla ribalta e alla conoscenza nazionale, con titoli e articoli miratissimi che cadevano proprio nei momenti topici e precisi di queste tappe, e che hanno appunto riconosciuto nella questa diga dei giovani il perno su cui si è riusciti da cui è partita l'azione ambientalista, e che è stata appunto determinante. Sono passati oltre 50 anni e
appunto dal 71 al 2021 sono 50 anni e si pensava che da parte principalmente dall'ente parco dei Colli Ugane, ma anche dai comuni che sono stati, dei colli che sono stati interessati da queste vicende, ci fossero grandi celebrazioni naturalmente non vuote di significato, ma che portassero anche a una riflessione. Invece non c'è sostanzialmente stato nulla. E grazie appunto a Renato Malamanna, questo giornalista, la Banca Pattavina ha pubblicato questo volume che ripercorre un po' tutte le vicende e che si può anche trovare in libreria. Le cave dei Colli Ugani erano di tre tipi sostanzialmente: le cave per le cementerie, le cave di calcare e marmo per le cementerie, quindi materiale calcareo, le cave di trachite da taglio, che erano quelle di materiale fine, insomma, che erano quelle storiche che da tempi ancora dei Veneti portavano era l'elemento pregiato, insomma, dei colli, e poi le cave di materiale vile da costruzione, sempre roccia vulcanica utilizzata per le costruzioni, per i sottofondi stradali, che sono state quelle che hanno, diciamo, rappresentato il 50% del materiale scavato e quelle che hanno segnato forse i danni più grossi nel paesaggio. Dopo la chiusura delle cave sembrava che le cementerie fossero destinate a seguirne appunto la fine, e invece proprio per l'appoggio dei governi locali in questo caso, che ne hanno sostenuto l'attività, nonostante non avessero più il materiale di cui approvvigionarsi nei Colli Ugani, hanno ampliato la loro attività. Fino ad arrivare negli anni successivi a designare appunto il Veneto, in particolare il territorio dei Colli Ugani, come la capitale del cemento. Nel giro di 5 km c'erano perché esistono ancora come elemento architettonico, chiamiamolo, come manufatto, ma per fortuna come attività ne è rimasta solo una. 3 cementerie nel raggio di 5 km. E i cementifici sono delle industrie insalubri di prima classe, e quindi, ancora per un regio decreto del 1934, sarebbe previsto che si trovassero fuori dai centri abitati, cosa che in particolare nella cementeria che ancora c'è a Monselice non avviene, anzi è vicinissima a delle scuole e è vicinissima al centro storico. Quindi diciamo la principale emergenza di Monselice, di Este e di questa parte dei colli è a tutt'oggi quella delle cementerie e dei cementifici. Un grafico che mostra il rapporto tra la produzione di cemento e la superficie territoriale in vari stati europei, e in particolare la linea rosa più alta che vedete è quella del Veneto. Quindi vedete, dagli anni dal 2000 al 2007 così c'è stato un ulteriore aumento della produzione, peraltro dopo anni che si iniziava a parlare del contenimento della cementificazione e si comprendevano appieno, insomma, i danni che aveva portato questa tendenza in tutto il mondo, in particolare nel Veneto, che ancora primeggia da questo punto di vista. Sulla scia di queste emergenze, di questi problemi, nasce nel 1996 il Comitato Popolare Lasciateci Respirare a Monselice, perché appunto gli effetti dell'inquinamento dei 3 cementifici, oltre al beneficio economico, cominciavano a riconoscersi molto, molto pesantemente.
perché il traffico pesante che era determinato anche dalla necessità che è tuttora determinato dalla necessità di approvvigionamento dai colli iberici, l'inquinamento e il traffico appunto cominciavano a rendere sempre più infastiditi e insofferenti i residenti. Il piano ambientale del Parco dei Colli Ugani, il Parco dei Colli Ugani istituito nel 1989, piano ambientale invece successivo di 10 anni quasi, stabilisce che le cementerie sono ovviamente incompatibili con le finalità del parco e prevede che progressivamente vengano dismessi attraverso un piano, diciamo, concordato tra tutti gli enti e i comuni e le aziende, ma d'altra parte nessun passo concreto è stato mai fatto in questa direzione. Nel 2012, adesso qui parlo un po' veloce perché sono già in ritardo, vero? 3 minuti, d'accordo. Nel 2010 una di queste cementerie Itacementi addirittura ha proposto un revamping, ovvero un rifacimento degli impianti, e questo ha provocato, diciamo, azioni molto, molto forti da parte del comitato e di larghe fette della popolazione, e fino a comportarne, diciamo, non solo per questo ma per una serie di contingenze anche di mercato, necessariamente alla diciamo, rinuncia di questo progetto. La svolta da parte dei cementifici, quando il cemento non è più tutto sommato un elemento così necessario, infatti la produzione è calata moltissimo, per vivere hanno bisogno di trovare un'altra forma di redditività, ed è quello dell'utilizzo dei rifiuti, che siano rifiuti come un combustibile o che siano rifiuti utilizzati nell'impasto, diciamo così, e messi dentro il prodotto finito, ma comunque quella è la strada per la sopravvivenza economica. E quindi questo è un fronte che è ancora apertissimo e che ancora dopo tutti questi anni, diciamo, non ci dà pace. Un primo passaggio nell'utilizzo del CSS è stato vinto nel 2016, manifestazioni che hanno coinvolto moltissime persone, veramente moltissime persone, e che appunto ha fermato questo progetto, ma naturalmente è sempre riproposto e sempre in agguato. Un cenno alla questione un'altra recente situazione che ci ha visto, insomma, attivi è quella del paventato centro commerciale di fronte al Castello del Cataio. Anche questo è stato molto discusso e sembrava una cosa talmente inverosimile e eclatante, eppure anche questa è stata una battaglia necessaria, insomma. Questo è l'immondo progetto che è stato presentato e che, insomma, si prestava anche a essere considerato interessante. E anche qui è intervenuta la soprintendenza, che ha posto un vincolo di tutela indiretta a favore del Castello del Cataio, vincolo alla quale la ditta proponente, insomma, dell'investimento ha posto ricorso e che ha perso sia in sede di TAR che in Consiglio di Stato. Ma volevo arrivare, appunto, richiamandomi a quello che aveva detto anche Michele Boato relativamente ai 4 soggetti, no, che compongono le battaglie ambientali e che vede nei governi spesso un antagonista. Il TAR lo dichiara in questa sentenza che è straordinaria dalla prima all'ultima riga, e che perché in quell'occasione il comune di Due Carrare, dove sarebbe stato calato questo centro commerciale, ha accolto favorevolmente e ha spianato la strada, possiamo dire, a questo intervento. E quindi il TAR ci ha tenuto a sottolineare con questa frase il
tema, no? Dice del resto, ma la state leggendo tutti, non vi sarebbe la necessità della posizione di questi vincoli dall'alto da parte dell'amministrazione statale se i governi locali provvedessero a questa forma di tutela. E mi fermerei qui perché il parco dei Colli Umani è un altro tema molto articolato, ma magari la prossima volta ne accenno. Grazie. Chiedo perdono per il tempo limitato, ma appunto mi piace che tutti possano esporre, sia pure con un tempo breve. E quindi torneremo sui tuoi temi e torneremo anche sui temi che riguardano i prossimi relatori. Innanzitutto Marco Zanetti, già vi dicevo, esperto in urbanistica, esperto dirigente presso la Regione Veneto, ma ora, e da molto tempo ormai, da vari anni, presidente dell'associazione Venezia Cambia, e per cambiare Venezia forse dovrebbe ripensare un po' e rivalutare il proprio passato. Comunque Marco, a te la parola. Molte grazie. Mi sembra che la domanda fosse come stanno le associazioni, e se devo rispondere per quelle che frequento devo dire piuttosto male, nel senso che le abbiamo prese anche sui tempi con qualche operazione che abbiamo fatto. Di recente un'associazione del Lido ha perso un ricorso a TAR su un intervento anche banale di tipo edilizio, l'ennesima variante, ma presentare 6 motivi di ricorso dal punto di vista tecnico è pesante, ma perderli tutti e 6 è ancora più pesante. Ci è andata bene solo perché ci hanno riconosciuto la titolarietà a presentare il ricorso, perché il Comune di Venezia aveva obiettato anche su questo, sebbene la stessa associazione avesse già fatto su altre materie altri 2 ricorsi vinti. Quindi voglio dire che stiamo andando controcorrente, ecco, questo è il punto. Un altro caso che cito è di un'associazione che si occupa dell'antico arsenale di Venezia, e solo di questo, e che ha perso il ricorso a tale, adesso confidiamo nel Consiglio di Stato, ma capite che non si tratta solo di perdere, ma anche di pagare avvocati, spese legali, cioè diventa veramente un andare controcorrente. Ogni tanto qualcosa va anche bene, ma insomma bisogna mettere in conto queste cose. Poi, come mia associazione, da ultimo ho promosso una concertazione, come si dovrebbe sempre fare con altre associazioni, perché in un altro caso molto grave, un canale all'interno della laguna che viene reso del tutto artificiale per far passare altre grandi navi, eccetera, eccetera, ormai erano passati tutti i tempi di possibili ricorsi al TAR, no? Per nostra disattenzione, bisogna ammetterlo. E quindi abbiamo promosso un ricorso gerarchico, cioè i ricorsi non hanno bisogno di avvocati e si affidano alla buona volontà dell'ente, in questo caso era il Ministero dell'Ambiente, il quale a seguito di nostre 3-4 pagine di contestazioni puntuali ha chiesto al controinteressato se andavano bene, cioè come chiedere all'oste della qualità del vino, e il controinteressato, cioè l'autorità portuale, ha detto perbacco, e va bene, e così è finito il nostro ricorso gerarchico, sebbene confidi ancora, perché sono un ottimista, nei 9, diciamo, che avere una pistagna rossa sui calzoni significa ancora qualcosa. Io confido. C'è una slide che richiama una vecchia norma, che è quella che dovrebbe prevedere invece l'accesso agli atti, ai documenti che sono fondamentali per poter fare queste azioni. Allora, questa dovrebbe essere ormai desueta, perché le normative nuove più comode per noi sono
venute dopo, però per pochi anni mi sono trovato in ufficio comunale, io col mio accesso civico, con la normativa nuova, e un signore accanto a me che chiedeva carte dello stesso tipo delle mie che aveva compilato il modulo della 241. E il dirigente ha dato l'ok a dare le carte a me e ok a dare le carte a lui, che aveva motivato perché. E il funzionario che doveva esaudire entrambi si è trovato imbarazzato, perché a quel signore doveva far pagare anche i diritti di visura e di ricerca, quindi gli costava anche di più. Dico questo perché è chiaro che l'intenzione di molte amministrazioni è quella di rendere difficile la vita a chi contesta o che vorrebbe contestare qualcosa. Anche se, andando avanti, la 241 ha un articolo che è ancora attualissimo, che è l'articolo 9, cioè quello che ci dà la possibilità non di intervenire, come dire, quando il dentifricio è ormai uscito dal tubetto e quindi bisogna andare dagli avvocati, eccetera, ma intervenire prima. E allora bisognerebbe che ci abituassimo tutti, parlo anche per la mia associazione, a essere più tempestivi, più presenti, quindi a chiedere per esempio di intervenire nelle conferenze di servizi istruttori. È un gran lavoro da fare, però forse questo è un percorso più produttivo, ci impegna molto di più, però ci consente di avere fin dall'inizio la documentazione tecnica che ci serve e magari in qualche modo, tra virgolette, di minacciare i tecnici che portano avanti il procedimento se magari volessero andare fuori strada. Poi ricordo c'è richiamata prima la legge istitutiva ormai del 1986 del Ministero dell'Ambiente, che prevedeva già allora il diritto all'accesso alle informazioni, articolo 14, informazioni sullo stato dell'ambiente. Devo dire che ho l'impressione che sia stata poco usata, perché quasi 20 anni dopo è stata fatta, emanata un'altra norma che dice la stessa cosa, in virtù di una direttiva comunitaria. Significa anche però che i ministeri, le amministrazioni pubbliche dovrebbero mettere, secondo me, le informazioni ambientali anche in bell'ordine, in modo che siano anche accessibili facilmente, non che si debba andare a cercare le informazioni qua e là un po' a naso. Poi è venuto fuori il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, per cui i cittadini singoli, ma anche le associazioni, hanno diritto ad accedere agli atti, che gli atti non solo sono i decreti, le delibere, sono anche una serie di altre cose, pareri, eccetera, eccetera. Quindi anche questa è, diciamo, può essere un attrezzo da tenere in evidenza nella nostra cassetta degli attrezzi da utilizzare. Certo che il rinviare, come costume, diciamo ormai in molte leggi, ai regolamenti di ciascuna amministrazione, di ciascuno dei 500 e passa comuni del Veneto, rende la cosa sempre difficoltosa. Però anche qui è chiaro che noi dobbiamo tener conto che per ogni procedimento ci deve essere un responsabile, una persona, un funzionario che lo segue, e questo può aiutare il lavoro delle associazioni per seguire fin dall'inizio, come dicevo prima, le diverse questioni. La normativa che viene dopo, il decreto legislativo 195, è quello che accennavo prima, che in virtù di una direttiva comunitaria richiama all'obbligo degli enti pubblici di fornire i dati ambientali in formato comodo. Quel fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 5 può sembrare una cosa cattiva, ma in realtà è molto comodo, perché quello è l'elenco dei casi che sono fatti salvi, le questioni militari, eccetera, eccetera, della sicurezza pubblica, e però
casi esclusi sono solo quelli, questo significa che in tutti gli altri casi si ha il pieno diritto di accedere. Devo dire, approfitto della mia esperienza di lavoro personale, qualche anno dopo l'uscita di questa norma ci è arrivato in ufficio alla regione, mi occupavo, ero nel settore ambiente e territorio, ci è arrivata una richiesta del Ministero, che era partita per tutte le regioni, di avere una relazione sullo stato dell'arte dell'applicazione di questa normativa. Allora io l'ho girata a tutte le direzioni che dipendevano dal settore e ho avuto la netta impressione che ben pochi dei miei colleghi conoscessero questa norma e alla fine i casi che hanno portato stavano nelle dita di mezza mano. Qualche anno dopo, quindi significa che a volte abbiamo degli strumenti che non vengono usati anche perché sono poco noti. Poi è venuto finalmente il decreto legislativo 33 che questo sì ci dà una grande mano in tutte le azioni che le associazioni vogliono fare per conoscere e magari anche quindi per contrastare qualcosa. Ho scritto sarebbero voliti controllo diffuso per seguimento delle funzioni istituzionali e la partecipazione al dibattito pubblico. Questo significa, ecco, il verbo utilizzato nella norma non è condizionale, ce l'ho messo molto spesso alla buona volontà quando c'è degli amministratori. Questo significa però che non abbiamo assolutamente più necessità di qualificarci, di motivare il perché andiamo a chiedere della documentazione che è fondamentale. Secondo me, per ultimo, vi ho citato un caso che mi sembra interessante e si tratta di un'intesa Stato-Regioni approvata nel novembre del 2019 e che è stata pubblicata poi in Gazzetta Ufficiale alla fine dell'anno 2019 e riguarda l'applicazione della VINCA, cioè della valutazione di incidenza ambientale, che riguarda molte cose alle quali teniamo evidentemente. Allora, è una norma che viene dagli impulsi comunitari e che è stata approvata, la cosa mi sfugge perché in conferenza Stato-Regioni, quindi alla fine di un lungo dibattito prevalentemente tecnico, e poi è andata in Gazzetta Ufficiale. Allora, il fatto che sia stata approvata in conferenza Stato-Regioni significa che ogni regione l'ha approvata in quella sede, quindi non c'è bisogno di alcun recepimento oggi, no? Eppure non è stata recepita, quindi la nostra speranza è che nello svolgere il suo attuale mandato il Presidente della Regione Veneto, finalmente l'API sarebbe già il suo terzo mandato, ma qua entro in polemiche, lasciamo perdere. Allora, questo è importante perché è stata introdotta una cosa molto interessante dal punto di vista della partecipazione, cioè ogni VINCA, cioè la relazione, andrebbe pubblicata online da parte dell'autorità competente e purtroppo le autorità competenti in Veneto sono i 500 e passa comuni, forse anche gli enti parco, non lo so, quindi tante. E questo dovrebbe servire per dar modo di presentare a chiunque delle osservazioni entro 30 giorni, delle quali in qualche modo l'autorità deve tener conto, cioè per tenerne conto o per contestarne la validità. Per dire, ritorno a una delle questioni veneziane, noi siamo di fronte per il canale Malamocco-Marghera con una nuova scogliera a lato delle casse di Colmata che sono adesso zona SIC ZPS, con una dichiarazione di non necessità di VINCA. Questo è.
E questa cosa qui è ferma, assolutamente ferma, ignorata, io penso anche da tutti i comuni, forse anche gli amministratori poi neanche le sanno queste cose. Ma questo sarebbe uno degli attrezzi non dei più banali da poter utilizzare. Per la tua puntualità giuridica nel mettere in evidenza quelli che sono gli strumenti legislativi, ma poco utilizzati o addirittura accantonati. Anche qui io avrei varie idee, varie cose, ma non voglio sottrarre tempo ad Andrea Andrea Grigoletto, giurista come me, esperto di diritto dell'ambiente, molto attento a questioni in particolare veneziane, ma molto attento al fenomeno appunto delle associazioni private che si occupano di tutela, e quindi anche lui a questo tavolo per illustrare appunto in tema qualche cosa. Prego. No, rimani. Sì. Ah, tu puoi rimanere tutto. Allora tu rimani qui, benissimo. E diamo subito la parola a Andrea, che altrimenti qui. Ecco. Bene. 15 minuti, sì. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio il professor Mano per l'invito e il Dipartimento per poter fare questa relazione, che ovviamente sarà iperveloce, ma mi rendo disponibile in altre occasioni di ritrovo per analizzare meglio i temi. Quali saranno i miei spunti di riflessione? Saranno, mi scuso, prettamente giuridici, ma siccome siamo in un dipartimento di scienze giuridiche, a questo vi devo attenere. Sarà un brevissimo catalogo di cercare di capire cos'è questa realtà molto eterogenea del terzo settore dal punto di vista giuridico, capire quali sono i suoi poteri non ordinari, che ha descritto benissimo l'architetto Zanetti nel procedimento, ma quelli straordinari nel processo. Quando il dentifricio esce dal tubetto, bisogna adottare strumenti che non sono quelli ordinari del procedimento, ma quelli straordinari della giurisdizione, per arrivare a cercare di capire perché il movimento delle associazioni e del terzo settore, anche se subisce spesso patoste, non si deve rassegnare, perché è l'ultimo argine di tutela rispetto all'articolo 9 della Costituzione. Allora, avanti, senza indugio. Questo è il nostro catalogo, richiamando il Don Giovanni di Mozart. Cos'è il terzo settore nel Codice Civile? Il Codice Civile è ancora quello, sapete, del 1942 e divide il terzo settore in 4 macro soggetti. Le associazioni riconosciute sono persone giuridiche a base personale, cioè gruppi di persone riunite per il raggiungimento di uno scopo comune, regolati dagli accordi degli associati. Notate bene che anche le società sono associazioni, dice il nostro maestro Trabucchi, ma lo scopo comune è di tipo economico. Lo scopo comune è delle associazioni non società, è di tipo sociale, ma dovremo attendere, come vedremo, molti anni perché questo venga esplicitato. Poi abbiamo le fondazioni, persone giuridiche non a base personale, un gruppo di persone che si ritrovano e con uno statuto regolamentano la loro attività, ma è un patrimonio
costituito per lascito o per donazione ad un fine stabilito dall'atto costitutivo, dal donante o dal testatore. Ci sono anche fondazioni costituite da persone in vita, faccio esempio banalissimo, la Fondazione Andrea Bocelli. Poi sempre il Codice Civile del 42 prevede le associazioni non riconosciute. Qui non c'è nessuna personalità giuridica, come abbiamo visto prima, la personalità giuridica che sostanzialmente ha lo scudo, ha la funzione di scudo della responsabilità per le obbligazioni sociali al patrimonio dell'associazione nelle associazioni riconosciute. Quelle non riconosciute questo scudo non c'è, per cui delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che agiscono in nome e per conto dell'associazione, anche qualora eventualmente patrimonio personale. Grazie. E poi abbiamo i comitati per gli spontanei, i movimenti, i comitati festeggiamenti, i movimenti d'opinione. Qui non c'è nessuna formalità e nessuna tantomeno personalità giuridica, e delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente tutti i componenti. Ma andiamo avanti senza indugio. Cominciano a cambiare le norme nel 97 con la legge, il famoso decreto legislativo 460, la legge delle Omnibus, che riordina la disciplina tributaria degli enti non commerciali. C'è un rafforzamento delle norme sulla democrazia interna per evitare che le associazioni mascherino società unipersonali, e soprattutto fondamentale la creazione delle Omnibus. Qui viene introdotto quello che era nella prassi un principio giuridico, per cui chi si occupa di fini sociali ha agevolazioni, per esempio fiscali, che non hanno, per esempio il circolo del bridge, le associazioni di categoria e l'associazione degli industriali. Quindi qui veramente entra la macro differenza che non esisteva nel 1942, un'epoca autoritaria, frutto del regime democratico e della Costituzione, per arrivare al codice del terzo settore, sempre velocissimamente, che si sovrappone ma non sostituisce la disciplina del codice civile. E qui c'è proprio un elenco nel codice del terzo settore, che si sovrappone perché, per esempio, le organizzazioni di volontariato possono essere associazioni riconosciute o non riconosciute, quindi bisogna fare un'interpolazione delle normative. Le due macro categorie previste del codice del terzo settore sono le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Le associazioni di volontariato svolgono attività nei confronti di terzi, dove il concetto di terzo è un macro concetto. Per esempio la LIPU è una ODV perché svolge la propria azione nei confronti del frattino, del fratticello e della Poiana. In questo caso la Poiana è il terzo. Ecco. Mentre le associazioni di promozione sociale svolgono attività a favore dei propri associati. Per esempio Italia Nostra è una PS perché è a favore degli associati dà il giornalino, riduco molto, si offenda Presidente, dà gli sconti sulle pubblicazioni, la possibilità di entrare nel bosco in città, il Touring Club dà, finché rimarrà associazione, il paccodoni associativo, quindi il circolo delle bocce consente di andare a giocare alle bocce, di avere lo sconto nel caffè del dopolavoro se è un dopolavoro, quindi servizi nei confronti di terzi. Ma guardate bene, il codice del terzo settore consente che chi svolge attività a favore dei propri associati può anche svolgere attività a favore di terzi, per cui Italia Nostra è APS, svolge, ma dovete scegliere, svolge attività nei confronti di associati, ma anche nei confronti dell'ambiente, della cultura e dell'arte. Andiamo avanti sempre ipervelocemente. Abbiamo gli enti filantropici, praticamente il Salvation Army, erogazioni di denaro, beni e servizi a favore delle persone svantaggiate, le imprese sociali, le cooperative sociali di diritto, ma anche tutte le società del libro quinto del codice civile, cioè le SPA e le SRL, possono essere enti del terzo settore se non sono a scopo di lucro. Qui lo scopo di lucro viene istituzionalizzato al suo massimo indice. Le reti associative, le reti fra queste associazioni, le società di mutuo soccorso, che ormai non ci sono quasi più le ex mutue del settore sanitario, e le fondazioni. Norme rilevanti del codice del terzo settore: l'istituzione del RUNS, del registro unico nazionale del terzo settore, agevolazioni fiscali per ADS o DTV,
agevolazioni per convenzioni con le amministrazioni pubbliche, articolo 56, utilizzo dei beni culturali immobili dello Stato, regioni e altri enti territoriali. Qui facevo un'interpolazione molto interessante con le normative del nuovo codice appalti sul partenariato pubblico-privato nel settore dei beni culturali dell'articolo 134, ma non abbiamo il tempo. Quali poteri per le associazioni se il dentifricio esce dal tuvetto? Quindi se facciamo il salto dal procedimento al processo, che dal nostro punto di vista non si potrebbe mai uscire dal procedimento, perché come ci insegnano i nostri maestri di diritto amministrativo, il procedimento è il luogo di composizione degli interessi. Ma se non si riesce a farlo nel procedimento, si va nel processo. Quali poteri alle associazioni nel processo? Questi. L'elaborazione del concetto di interesse diffuso e interesse collettivo. L'interesse diffuso è non ascrivibile a singoli soggetti, in base al quale chiunque può chiedere giustizia. Per esempio, ho interesse a che non ci sia l'aria inquinata, o che fa capo a un gruppo organizzato, associazione, comitato. Interesse collettivo: il comitato del paese X non vuole il cementificio vicino a casa. La giurisprudenza opera un archetificio, l'interesse legittimo, in base al quale si può agire per il rispetto da parte della pubblica amministrazione delle norme di azione, che si differenzia dall'interesse, dal diritto soggettivo, ma non approfondiamo perché non abbiamo il tempo. In questo caso c'è una finzione, un artificio: l'interesse legittimo in capo all'ente esponenziale, che è il comitato, l'associazione, il movimento, quindi l'ente ha diritto di azione giurisdizionale, cioè la legittimazione ad agire nel processo. Cioè si dice, qui bisognerebbe un attimino approfondire, diritto soggettivo è praticamente una potestà dell'individuo in quanto tale. L'interesse legittimo è propriamente un interesse a che la pubblica amministrazione eserciti correttamente il proprio potere. Esempio: io sono un vicino, ho l'interesse amministrativo che la concessione edilizia che è stata rilasciata al mio vicino per realizzare un grattacielo sia rilasciata in base alle norme, e io ho interesse a che le norme siano correttamente applicate, perché questo mi deturpa la visuale. L'interesse legittimo, che nel dopoguerra era riconosciuto tra privati, con questa finzione viene riconosciuto anche alle associazioni per interessi paesaggistici e ambientali. Quindi è sostanzialmente un artificio. Diciamo che è come se una legge ti consentisse di agire in nome della natura, ma questo poi viene istituzionalizzato nella legge di istituzione del Ministero dell'Ambiente, dove le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale vengono inserite all'interno di un registro, e le associazioni individuate all'interno di questo registro adottato ai sensi della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale, per esempio per costituirsi parte civile, come è successo in Italia Nostra per i giudizi contro la pesca di frodo nella laguna, e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti legittimi. Quindi la possibilità di essere parte nel processo, avere la legittimazione ad agire, viene introdotta nell'ordinamento da questa norma. Poi è richiamata dall'articolo 146,12 del Codice dei Beni Culturali, e inoltre c'è un'importante sentenza del 2002 che ve la lascio, che dice sostanzialmente che l'Associazione Italia Nostra e tutte le altre associazioni possono agire in giudizio per la salvaguardia dell'interesse lato sensu ambientale, dovendo ascrivere al novero di tali interessi anche la salvaguardia di beni complessi e monumentali di interesse storico. Quindi parte seconda del codice, tutelati ai sensi del 1089 del 39, e oltre più che in generale la salvaguardia dei beni vigenti storici e quindi i beni paesaggistici. Quindi solo le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale sono legittimate ad agire in giudizio? No, perché ci sono tutta una serie di sentenze del Consiglio di Stato e di varietà che dicono che anche i comitati spontanei e le associazioni non riconosciute, se hanno determinate caratteristiche, possono agire in giudizio per far valere gli interessi legittimi. Non abbiamo il tempo di approfondire queste sentenze. Ecco, questa è la diapositiva chiave. Il ruolo della il finale.
Posso altri 3 minuti? Perfetto. Il ruolo dell'associazionismo, fino a pochi anni or sono dedicato prevalentemente a tutelare gli interessi nel settore ambientale, ora sta iniziando a svolgere un ruolo sempre più importante anche nel campo dei beni culturali e paesaggistici, patrimonio culturale. Questo anche in ragione della sempre maggiore fragilità degli organi periferici delle soprintendenze, schiacciate fra le ormai croniche carenze di organico e la stagione delle cosiddette semplificazioni, per non parlare della futura autonomia differenziata. Sostanzialmente ci sono norme di legge che vanno a decurtare i poteri delle soprintendenze. Vediamo velocemente quali sono. La stagione delle semplificazioni, l'introduzione del silenzio assenso fra amministrazioni dalla legge introdotta dalla legge Mattia, utilizzato anche in materia di autorizzazioni paesaggistiche, il decreto sblocca cantieri che istituisce i commissari straordinari per le opere pubbliche. Questo è molto importante, posso avere 2 minuti. Il decreto legge 76 del 2020, decreto semplificazioni Covid, con semplificazione per la realizzazione degli impianti sportivi. Ecco, gli stadi, lo sport, un nuovo capitolo. Sostanzialmente sarebbe da leggere la norma perché veramente è arricchente come fosse, ma ci torniamo. Sostanzialmente la norma cosa dice? Per realizzare impianti sportivi, o meglio, per riqualificare impianti sportivi esistenti, magari vincolati dal punto di vista storico-architettonico, dice innanzitutto la norma una cosa: si può agire in deroga ai vincoli storici e paesaggistici. Già questa è una cosa potente. Prevede un procedimento molto complesso per cui i sovrintendenti possono individuare su questi monumenti comunque delle peculiarità da salvaguardare e da trasferire in altro sito. Non si capisce molto bene. Ma la cosa molto importante che ho evidenziato in giallo, ragazzi, qui cade la tutela monumentale prevista dalla legge 1089 del 39. Questa è una legge simbolo del nuovo corso, perché cosa dice? Se tu, soprintendenza, non sei svelto a individuare questi elementi architettonici rilevanti, e come fa la soprintendenza se ha sempre meno personale, cosa succede? Succede questo: decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate. È la fine della 1089 e dell'articolo 9 della Costituzione. Andiamo avanti velocemente. No. Allora, posso solo dire una cosa solo velocissima? Manca tutto il capitolo su tutela paesaggistica e fonti rinnovabili, dove potrei parlare mezza giornata. Grazie. Grazie Andrea, anche la tua molto puntuale. Potremmo dire le ultime 2 relazioni siamo passati dal procedimento amministrativo al processo. In realtà vi ringrazio davvero per essere arrivati in fondo anche a questa terza tappa, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio il nostro collega Tommaso Anfodillo che è arrivato e ci ha ascoltati con grande interesse e pazienza. Ringrazio tutti voi e naturalmente vi attendiamo, parlo per i miei studenti, lunedì prossimo e martedì prossimo con altri 2 appuntamenti, lunedì